Guardi, io sto seguendo questa pratica un po' da distante, ma la sto seguendo perché non è una pratica della Regione, è una pratica che oggi è in provincia. La seguiamo, è attenzionata, come dicono le forze dell'ordine, abbiamo coscienza che è una cosa del passato che sta ricomparendo, perché è una cosa degli anni 90. E quando arriverà nei tavoli della Regione avremo qualcosa da dire. Per ora le carte del mega centro commerciale che un fondo di investimenti americano vorrebbe costruire nella Bassa Padovana, davanti al Castello del Cataio, gioiello storico ed architettonico del nostro Veneto, non sono ancora arrivate, ma il presidente della regione assicura che sta già vigilando. Siamo convinti che un'opera che è la nostra Versailles, il Cataio, no? C'è una roba unica, debba comunque fare in modo che dia modo a chi deve parlare e mettere eventualmente i puntini su lì, lo faccia fino in fondo. E quindi penso che ad esempio ci siano delle istituzioni pubbliche che possono fare la differenza su questa partita. Lunedì è prevista la manifestazione proprio davanti al castello per dire no a quello che già in molti descrivono come un mostro per il territorio e per la sua economia. Cataio per noi è un punto di eccellenza. Ben venga l'iniziativa dell'imprenditore Cervellin, fra l'altro un trevigiano famoso della Castellana, che si è preso questa briga non per distruggere il Cataio ma per recuperarlo. Ho parlato peraltro molte volte anche con Vittorio Sgarbi e condivido che la linea sia quella di salvare questa struttura. Intanto, dopo il video diffuso su internet da Vittorio Sgarbi, in cui il critico d'arte invitava il sindaco di Due Carrare a chiedere scuse in ginocchio per non aver fatto abbastanza per scongiurare l'apertura del megacentro commerciale, il primo cittadino Moro minaccia querele per i toni usati.